direi che le questioni principali, oltre alla questione della parità fra uomo e donne dentro il mercato del lavoro del Veneto, il tema più importante è quello dell'organizzazione delle persone, soprattutto perché nell'industria, del commercio, nell'artigianato tradizionale esistono contratti, esistono consuetudini di tipo formativo. In tutta l'area invece, che è il maggiore sviluppo di occupazione, che è quella dei servizi, mancano, come dire, non solo manca un sistema di rappresentanza, ma mancano strumenti più di tipo partecipativo organizzativo che non contrattuale. Ci sono molti contratti individuali, ci sono linee guida che possono aiutare i giovani a entrare in questo mondo e a formarsi, ma ecco, diciamo che la cosa che emerge dalla discussione è l'esigenza di investire di più sulle strutture organizzative, non solo sul reperimento di manodopera e sulla formazione, ma su come mettiamo le persone a lavorare con soddisfazione e con livelli di produttività adeguati a un territorio come il nostro.